Focus sul carcinoma e la mammella, oggi qui in questo interessante approfondimento, questo convegno medico. Sì. È un appuntamento annuale che noi facciamo sempre alla fine dell'anno per portare quelle che sono le novità nella gestione di questo tipo di tumore a grande impatto sociosanitario, sia nell'ambito della diagnosi ma anche nell'ambito delle terapie. Il tumore della mammella è un tumore estremamente frequente, è il primo tumore della donna, è un tumore che ha un'incidenza in Italia di quasi 56.000 nuovi casi all'anno, è un tumore che nella nostra provincia ha un'incidenza di circa 300 casi all'anno. È una malattia legata a diversi fattori, l'età è un fattore di rischio, anche lo stile di vita, un'attività sedentaria, anche un'alimentazione scorretta, il fumo di sigaretta sono fattori predisponenti. E quindi questo convegno vuole essere da un lato uno stimolo per i partecipanti a promuovere la prevenzione sia primaria che secondaria, ma vuole anche fare il punto nelle 4 sessioni, 2 del primo giorno e 2 della seconda giornata, su quelle che sono le tecnologie che ci consentono di fare un identikit del tumore, di conoscerlo meglio per cercare di gestirlo meglio da un punto di vista terapeutico, su quelle che sono le novità nell'ambito della chirurgia, sempre meno aggressiva e quindi sempre più efficace non solo da un punto di vista della guarigione ma anche da un punto di vista estetico, e su quelle che sono anche le novità nella chirurgia ricostruttiva, perché lì dove non è possibile salvare la mammella è utile comunque ricostruire alla donna la sua mammella, in considerazione del fatto che la mammella per una donna è donna, essere partner, essere mamma. E poi le novità anche nell'ambito della radioterapia, dove possiamo integrare il trattamento radioterapico per ottenere i migliori risultati insieme agli altri trattamenti. Domani ci saranno altre 2 sessioni. Una sessione farà il punto su quanto importante sia l'interdisciplinarietà, cioè noi dobbiamo coinvolgere il medico di medicina generale, il ginecologo, lo psico-oncologo, il cardiologo. Perché? Perché è assolutamente essenziale che queste figure professionali affianchino i medici che fanno parte del core team, in quanto dobbiamo parlare della fertilità della donna che si ammala di tumore della mammella e che molto spesso è una donna giovane e che ha anche un desiderio di maternità da soddisfare. Dobbiamo parlare di come possiamo supportarla nel percorso di cura con lo psicologo, ma anche con il cardiologo che insieme all'oncologo nell'ambito della cardio-oncologia deve gestire non solo le tossicità per fare in modo che la donna possa fare i giusti trattamenti salvavita, ma anzi prevenire queste tossicità attraverso l'eliminazione di fattori di rischio che la donna prima di iniziare il trattamento può avere. E infine nell'ultima sessione parleremo delle innovazioni nell'ambito della terapia oncologica di tipo medico. Noi oggi abbiamo dei farmaci importantissimi come gli inibitori delle chinasi cicline dipendenti che, associate alla ormonoterapia sia nella malattia luminale operabile sia nella malattia luminale metastatica, hanno letteralmente cambiato la storia naturale di questo tumore. Abbiamo l'immunoterapia che ci ha dato degli ottimi risultati sia in fase metastatica ma principalmente nella fase neoadiuvante del trattamento nella malattia triplo negativa, consentendoci di far sparire il tumore prima dell'intervento chirurgico e di portare poi all'intervento chirurgico una donna che operata non si trova più il tumore. Abbiamo farmaci importantissimi anche in donne che hanno il tumore ereditario, i cosiddetti PARP inibitori, che possono essere utilizzati sia a scopo precauzionale in queste donne sia nella malattia in fase avanzata metastatica, rivoluzionando in senso migliorativo la sopravvivenza di queste pazienti. E allora questi 2 giorni spero possano servire a tutti noi medici che ci occupiamo di tumori della mammella di cambiare in meglio la pratica clinica quotidiana a tutto vantaggio per le pazienti
della nostra provincia. Nella nostra provincia qual è la situazione? Anche da un punto di vista statistico, così qualche numero? Sì, noi abbiamo nella nostra provincia circa 300 nuovi casi all'anno di tumore della mammella, una mortalità stimata di circa 80 persone all'anno, che è ancora molto alta e che noi potremmo abbattere in maniera significativa lì dove le donne si sottoponessero periodicamente ai controlli e aderissero allo screening. Per cui è un invito questo alle nostre donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni di presentarsi per fare la mammografia nel momento in cui ricevono la lettera di invito da parte dell'azienda per sottoporsi gratuitamente all'esame mammografico, ma anche alle donne che non hanno ancora raggiunto i 50 anni di fare i controlli periodici, perché il tumore della mammella esiste anche nelle età più giovani e anche nelle età più avanzate, per cui anche se non si è più chiamati perché si ha 70 anni, 80 anni, è giusto fare questi controlli in maniera tale da diagnosticare precocemente il cancro, e di cancro della mammella si può e si deve guarire. Oggi un interessante approfondimento sul carcinoma della mammella e sullo stato dell'arte nel 2023. Siamo qui ad Agrigento per una consensus sul carcinoma della mammella. Il carcinoma della mammella è un tumore che coinvolge nella cura diversi profili professionali. Io sono un chirurgo, tutti i giorni ci confrontiamo con il radiologo, il radioterapista, l'oncologo per fornire le migliori cure alle nostre pazienti. Il percorso inizia auspicandoci tutti una diagnosi precoce, quindi siamo qui a ribadire il ruolo centrale dello screening e la possibilità di curare queste donne in tempi in anticipo rispetto all'evoluzione clinica della malattia. Quindi interviene la chirurgia, una chirurgia sempre più mirata alla conservazione della ghiandola laddove possibile o alla ricostruzione anche in un unico tempo chirurgico, per offrire appunto alla donna la possibilità di uscire dalla sala operatoria col minor trauma possibile. Quindi entrano in gioco le altre figure del radioterapista e dell'oncologo nel coadiuvare il risultato clinico e raggiungere appunto la migliore sopravvivenza libera da malattia. Sono donne che possono avere una lunga aspettativa di vita e che quindi vanno inquadrati in un percorso che dura nel tempo per i controlli e per le terapie indicate. Oggi approfondimento su questo focus carcinoma della mammella, ecco, è importante lavorare in squadra, diceva il dottore Savarino? Assolutamente sì. Lavorare in squadra è l'unico modo possibile per raggiungere l'obiettivo, che è quello di fare una diagnosi precoce e assicurare dei trattamenti sicuri alle nostre donne per evitare quella migrazione sanitaria che purtroppo troppo spesso ancora oggi avviene. Da un punto di vista nostro della diagnostica senologica ormai siamo in grado di avere tutte le tecnologie più avanzate ed adeguate, con le professionalità giuste per poter assicurare alle nostre pazienti delle diagnosi sempre più sicure, precoci anche di lesioni piccole di 1, 2, 3 mm, e quindi l'invito è veramente alla gente, alle nostre donne di venire a fare prevenzione da noi all'ospedale di Agrigento per riuscire a garantire loro poi dei trattamenti sempre più all'avanguardia facendo diagnosi precoce, perché la diagnosi precoce e il gioco di squadra sono le due soluzioni al trattamento per il tumore della mammella.